Dai nostri artigiani che hanno fatto la storia del Caretto, Di Mauro, La Chiarenza, Zappalà, spero di non dimenticare nessuno, a sportivi, oggi Rolandina Basket, ieri Garozzo che vinceva la medaglia d'oro, per passare da Mario Incudine che abbiamo premiato la terza edizione. Quindi credo che veramente in questi 5 anni abbiamo fatto una cosa buona per questo Paese. Ora è il tempo di bilanci. I bilanci sono sicuramente positivi, Sindaco. Io l'unica cosa, e poi concludo, molto spesso Maurizio, e qua c'è l'onorevole D'Agostino, il Sindaco, che hanno fatto, hanno molte più esperienza di me. La politica, noi siamo alla fine di un ciclo, Sindaco, bastami questa, è un mio pensiero che voglio condividere con voi. Siamo alla fine di un ciclo perché il prossimo anno, come sapete tutti, qua si vota. Dicevo scherzando, oggi noi siamo come l'Inter di Mourinho del triplete o la Juventus di Antonio Conte. Abbiamo raggiunto dei bei successi e dei grandi obiettivi. Ora si chiude un ciclo. Mi auguro che la politica di domani, potremmo esserci noi come potremmo non esserci, questo giocattolo, perché molto spesso quando si viene dopo si distrugge quello che c'è stato prima. Si fa un peccato mortale se si fa questo. Questo premio noi siamo riusciti a creare una vetrina per le eccellenze della Sicilia, quindi queste eccellenze vanno coltivate, vanno... anche perché la città d'Antonio è la città del carretto siciliano, non c'è niente da fare. Noi abbiamo acceso un faro su quest'arte, grazie anche al museo, grazie anche alla nostra testardaggine, Sindaco, e quindi mi auguro che questo faro non si spenga mai, anzi che venga di anno in anno, ripeto, anche se non ci siamo noi, non ci saremo noi, questa azione possa invece avere la giusta dose di aiuti, anche dal punto di vista regionale, dal punto di vista provinciale, se mai ci saranno le province, e quindi possa veramente crescere e diventare un punto fermo dell'estate nel nostro territorio regionale, perché no anche nazionale. Sono stato lungo, grazie a tutti. No, hai detto delle cose belle. Sindaco, non lo so, già abbiamo parlato